Che cosa scopriranno i visitatori? Potranno vedere da vicino il capolavoro di Donatello, perché abbiamo la rappresentazione di Gatta Melata con un'armatura un po' all'eroica e un po' quella che era forse la sua originale del suo tempo, la sua spada, su questo destriero bellissimo che avanza imperterrito verso Padova, perché è indirizzato verso il nord, quindi verso Padova. Lo sguardo di Erasmo Danarni, detto il Gattamelata, verso la città di Padova, come a celebrare con orgoglio le grandi imprese del condottiero morto nel 1443. Adesso quel volto sarà visibile, dritto, sguardo a sguardo dai visitatori che prenoteranno le visite guidate per salire sui ponteggi fino a raggiungere il capolavoro del Donatello. È una cosa unica, non succede sempre dappertutto, ma poter visitare da vicino un'opera che non è esposta in museo è una situazione abbastanza singolare. Terminate le indagini tecnico-scientifiche degli esperti volute dalla delegazione pontificia in attesa di conoscere gli interventi che la soprintendenza deciderà di effettuare, da domani le visite si potranno prenotare sul sito www.ilsantodipadova.it e cominceranno il 7 luglio. Si svolgeranno dal venerdì alla domenica dalle 9:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 18. Potranno salire 12 persone alla volta per una visita guidata di circa mezz'ora. Una persona vi condurrà piano per piano sulla sommità della struttura, laddove vi troverete a tu per tu con il Gattamelata, lo vedrete negli occhi. Potrete visitare per circa 30 minuti l'area, dotati di calzature chiuse e caschetto, perché anche se il cantiere non è in corso mentre si conducono le visite guidate, è bene avere la massima cura e la massima attenzione. Costo del biglietto 11 euro, comprende anche l'ingresso all'oratorio di San Giorgio con i suoi cicli di affreschi di Altichieri da Zevio, patrimonio UNESCO. Da ottobre le visite si potranno fare anche in autonomia con possibilità di scegliere o meno la guida o l'audioguida e il biglietto costerà 6 euro. Storia e curiosità di questo monumento, prima statua equestre di grandi dimensioni, fusa dai tempi dell'antichità, si sveleranno ai padovani e ai turisti che scopriranno anche lo stato di salute dell'opera dopo le indagini degli esperti. Sta come un oggetto dopo 650 anni all'aperto, non tanto bene, soprattutto perché purtroppo gli ultimi 60-70 anni sono i più aggressivi, cioè l'inquinamento è stato molto forte e noi già dalla documentazione della prima guerra e della seconda guerra mondiale possiamo vedere un velocissimo peggioramento della superficie, abbiamo perso in alcuni punti anche 1 millimetro di bronzo originale.